In queste puntate, Udin, capitale del rock, museus, plus controlli per sicurezza de soparis, punto in forma, un servizio cal plus, e appuntamenti de settimane. E è entrata al vivo la grande stagione dei concerti pop e rock a Udin. Più di 35.000 persone hanno veduto l'esibizione di Madonna che da Spo Milan e ha scelto di portare il suo Sticky and Sweet Tour al Stadio Friuli dei Rich per sole altre date italiane. Un'esibizione di altissimo livello spettacolare che ha lasciato maravillare per scenografie e per grandi energie che la pop star più famosa del mondo ha saputo mostrare in tal suo show di 2 ore. Numeri che fanno in sturnia anche per carovane che si è tirate da urla regine dai ultimi 25 anni di dance music. Più di 1.000 persone si hanno lavorato per prontare il palco e per aiutare alla realizzazione di un spettacolo che prevedeva 3.500 cambi di vestiti. Il biel d'Utca sarà in modo di arrivare ai patisi dai grandi concerti, perché Ioibe ai 23 di lui arriverà a Udin il boss, Bruce Springsteen, la leggenda del rock born in the USA. Il grande artista americano non arriva per prima volta in Friuli, stante che Heinz in Daura l'ha chiantata a Villemanin. D'Utca che il concerto sarà un'evore differente perché non è in versione acustica ma elettrica e a ripercorrere i suoi successi con la sua storica E Street Band. A finire che sgranti stati di musica e saranno ai 31 di agosto i Coldplay, gruppo inglese che infatti Billy sarà già fatto il plenon, stante che a Udine suoneranno per loro uniche date italiane. La grande stagione di musica non è come un piacere per Sorelis, ma anche un grosso aiutore per il sviluppo turistico e economico. Lo confermano i numeri che la regione ha dato sugli presenci degli alberghi della città e delle spiagge di Lignano e Grau. Non è mai un male che non sia di un ben. Che i 2 quadri, uno di Gian Domenico Tiepolo e che l'altro di Giulio Quaglio, e ieri stati robati ai mesi passati dai musei della città di Udin. Ma i carabinieri hanno anche tasfur 2 o 3 giorni dopo le denunce della loro sparizione. Gli sforzi dall'ordine, d'Utcas, non si sono fermati lì, ma hanno dato un vero sistema di robaria e ricettazione che non chiappava dentro i domi musei dal Chistiel, ma anche a Paris di Naltrò. Dai preseas reperti a tasfur, quadris, monedis, libris e giois, 67 sono stati tornati al comune di Udin, in una cerimonia dove il sindaco Furio Onsel ha dato un encomio ufficiale al tenente Antonio Ruotolo, comandante del nucleo operativo radiomobile di Udin e ai suoi OMPS. Questo parvedato in daura e citato tocchi di valore del suo patrimonio, che con noi saranno oggetto di una mostra di pueste che vignerà allestita le settimane che vengono. Ma la restituzione è sburtata anche un new course di gestione del tema della sicurezza delle opere al Cistiel. Il principale ha favelato di tutto un sistema video di 17 telecamere che in curt erano a stropare gli sbusi che si erano inviati dai anni dal sistema di controllo, quindi dei robarigli. D'Utcas, la inventariazione dei soparis dai musei sarà portata a conclusione dentro i fin dal mese di lui, e così la custodia e potrà essere in timo più stretta e affidabile. Alle onde dei servizi spluido pras dal comune di Udin, anche se sa la corno tutti lo conoscono, ma il punto in forma di via Savognane 12, Teandrone di Palazzo Morpurgo, ha avuto 1.300 contatti, visite, email e telefonate dopo il mese di 11. Che sta succedendo perché sono per da tanti cittadini e turisti che hanno che spunto informativo un utile riferimento per vedere nuovi programmi, segnalazioni di iniziative e di spettacoli. E se si considerano anche i 10.000 più contatti in media, 14.000 dopo il mese di marzo, al portato www.udinecultura.it per scoprire novità e appuntamenti, è chiaro che è tante la voglia di la conoscere ciò che succede in città. Qui si può anche chiudere i cataloghi delle mostre prontati dai musei della città e i gadget di Friuli Dog e veduti schiarimenti sul cartellone da listata a Udin. Al punto in forma si parla di persone, di lunis a vinas des 9 miege a buon'ore a 1 miege e des 2 miege da spumisdì ai 7 miege di sera e la sabato della domenica des 10 a buon'ore ai 7 di sera con orario continuato. Il sportello si può anche contattare per telefono al 0432 414 717 o 414 718 e per mail a direzione.informa.caiut
comune.udine.it. Gli appuntamenti delle settimane. Ti conto ti canto di giù. Rassegne di musiche per auli siamo in Italia, sparcure di Rocco Burtone. Mercus ai 22 di lui, ai snuv di sera, te cordi Palazzo Morpurgo. Ultimo appuntamento, 10ª edizione estive delle rassegne teatrali, col gruppo teatrale dell'Oggia di Udine con Sartori in scene, Doi Azzunic, un comico che l'altro dramatic, per regie di Paolo Sartori. Sabide ai 25 di lui, ai snuv di sera, al Parco di Cimento Ardito Desio e Recci. Restante al teatri, il gruppo Robonis, al mette in scena Servile Bacco e la Massaria diventa Parone. Domenica ai 26 di lui, ai snuv di sera, in place a Cusignà.